Benvenuti da Libreria Italy Post. Stasera, come ogni sera, abbiamo i nostri incontri con gli autori. Abbiamo ufficialmente ricominciato da ieri e andremo avanti a oltranza fino a maggio 2026, quindi speriamo di... sì, vedo la signora che strabuzza gli occhi, sì. Ogni sera avremo incontri con gli autori dal lunedì al venerdì, quindi speriamo di avervi con noi in altre occasioni. Questa sera siamo qui con Don Lorenzo Voltolin, che ringrazio per la sua presenza, e Alvise Torresin. Andremo incontro a una serata in cui vedremo assieme il libro L'algoritmo dell'anima, edito Querignana, e io non dico nient'altro e mi taccio per sempre. Buona serata. Allora, benvenuti, buonasera a tutti. Ci mancano solo 3 sedie per avere il tutto esaurito, ma confidiamo che i ritardatari arriveranno. L'ultima volta che noi abbiamo organizzato qualcosa è stato per il Festival Biblico, in cui ho detto che dovevamo provare a far puzzare un po' la Bibbia di capra, e una signora si è alzata e se n'è andata. Quindi se riusciamo a non far andare via nessuno questa sera, sarà già meglio dell'ultima volta che lui abbiamo organizzato qualcosa insieme. Sarà già un successo. Allora, questa sera siamo qui con Lorenzo Voltolin, che chiamiamo Lorenzo e non Don Lorenzo questa sera, non tanto per mancanza di rispetto al titolo, ma perché questa sera proviamo magari a toglierci i panni più da parrocchia, più da assistente scout del centro di spiritualità di Carceri d'Este, ma proviamo a fare della teologia, anche perché voi lo vedete bello e riposato, perché si è appena fatto 1 mese e mezzo in Thailandia come visiting professor, perché è andato a insegnare teologia anche oltreoceano, come si suol dire. Quindi questa sera proviamo a entrare un po' nel libro. Ora, una cosetta da insider è che normalmente, vedete, le presentazioni, io e lui ci siamo scambiati numerose mail e io ho un po' di appunti, un po' di foglietti, ma l'idea è che siccome Lorenzo rende molto meglio quando improvvisa sul suo argomento, propongo di lasciar perdere le domande che mi aveva mandato dicendo di pure che sono domande tue, e proviamo a entrare un po' in questo libro da una porta di servizio, perché io potrei partire subito dicendo dai, l'algoritmo dell'anima, parlaci, ma Lorenzo, sapete, prima di parlare dell'algoritmo dell'anima ha scritto un indimenticato bestseller dal titolo Statuto veritativo dei media digitali. Ora, la domanda è: com'è che a un sacerdote, a un teologo viene in mente di parlare di statuti veritativi dei media digitali, e cosa sono gli statuti veritativi? Partiamo da qui, partiamo la tua avventura come, potremmo dire, teologo e ricercatore parte da degli statuti veritativi. Cosa sono? Bene, intanto buonasera a tutti, grazie alla libreria che ci ospita, grazie a voi tutti e grazie soprattutto ad Alvise. Come avete capito cercheremo di rendere questa serata simpatica, ma non banale. Sì, in realtà sapete che nella vita le cose importanti non si decidono, penso capita anche a voi, ma capitano, no? E quindi un professore, io ho studiato teologia, voi potete immaginare che teologia, come tutte le discipline, ha i suoi ambiti di ricerca ben distinti, ben confezionati, e non si esce da quelle verità là. Ecco. E un giorno, dopo anni che studi teologia, gli studenti sono annoiati di sentire tutti più o meno quelle stesse cose, dette in modo diverso, e così era anche per me. Però un giorno un docente, un professore, mi dice: ma tu potresti studiare come i nuovi linguaggi digitali hanno a che fare con la teologia, in realtà si dice con la rivelazione della fede. E che ho detto: finalmente qualcuno che mi dice qualcosa di diverso. E quindi, non sapendone niente, non capendo come queste due anime potessero stare insieme, mi sono fidato e lui mi ha effettivamente guidato nella ricerca. E quindi, venendo alla prima opera, ecco, lo Statuto veritativo dei media digitali, è stato curioso e interessantissimo per me scoprire. Che consigliamo comunque, nel senso, in vendita. Oltre a questo è un altro libro che appunto Lorenzo ha scritto, e consigliatissimo. E
quello che è stato curioso è stato proprio capire, ovviamente con metodo scientifico, non così con discorsi, con buoni pensieri, ecco, come la rivelazione cristiana può stare insieme con i linguaggi digitali. Dico solamente, ovviamente bisognava fare una triangolazione, ci serve una disciplina di mezzo che è la filosofia, in particolare la fenomenologia. Ecco. E dico solamente questo perché poi bisognerebbe andare a fondo. Mettete insieme il corpo, mettete al centro il corpo, e quando lo spiego e vado nelle scuole a spiegare questa cosa qui, facciamo un teorema, solo che invece che usare i numeri usiamo i concetti per la filosofia. Il corpo è il minimo comune denominatore, poi abbiamo la rivelazione cristiana è tutta su un corpo, perché Gesù risorge su un corpo. Non c'è risurrezione senza il corpo di Gesù. Nell'Eucaristia, questa è sacramentaria, se non c'è il pane non c'è il corpo di Cristo. Noi possiamo fare tutto quello che vogliamo, ma se non c'è il pezzo di pane, se non c'è la materia, si dice in sacramentaria, non c'è neanche la sostanza che è il corpo di Cristo. La Chiesa esiste non come istituzione, ma ci sono i corpi dei credenti che si incontrano. Quindi il corpo è il minimo comune denominatore dell'esperienza della rivelazione cristiana. Dall'altra parte i linguaggi digitali non funzionano sul linguaggio alfabetico, scritturistico, ma sulle immagini che si vedono, sui suoni che si sentono, tra molto poco sull'immersione in un ambiente dove io posso toccare, essere visto, sentito. Quindi anche la base, si dice epistemologica, per questo si chiama statuto veritativo, la base epistemologica dei linguaggi digitali non è logico-lineare, televisiva, oggettivante, ma è di base somatica, tale quale la stessa, ecco, non è un caso evidentemente, ecco, la stessa della rivelazione cristiana, peraltro la stessa di tante altre discipline. La base epistemologica dell'esperienza umana, se vogliamo allargare il nostro orizzonte, non è concettuale, è anche concettuale, ma è somatica. Il soma, il corpo, include anche la mente e il concetto. Questo è il succo. È troppo difficile, Alvise? Un po', io abbasserei il tiro, ma va bene, propongo... mettiamo il corpo al centro, tiriamo una freccia, non c'è risurrezione senza corpo, non c'è linguaggio, non c'è comunicazione digitale in assenza di un corpo che la possa percepire. Nel nostro telefonino noi non ragioniamo, ma tocchiamo un'icona che prima abbiamo visto. L'icona è simbolo di un concetto, apro lì e trovo la rubrica, va bene? Ma è l'icona che funziona come base di conoscenza. Tu non guardi neanche che è scritto rubrica, tu non guardi neanche che è scritto galleria. Noi avevamo già un dispositivo simile, e non voglio più allungarmi, ma ce l'abbiamo ancora, è l'arte. L'arte non è concettuale, ma è somatica. Solo che l'arte, ai noi, questo sia un vero peccato, non è stato un dispositivo di massa come i linguaggi digitali. I linguaggi digitali li usiamo tutti, sempre, comunque, ovunque. E quindi la nostra epistemologia diventa per forza somatica. L'arte, qualcuno di noi, qualche volta, in qualche situazione. Anche se l'arte, come sappiamo, evidentemente è molto più pregevole dei linguaggi digitali, ma non ha la stessa pervasività. Io sono un uomo di bassissimo livello, se dovessimo trarre una conclusione umana da questo cambiamento in atto, quindi so che un ricercatore non ragiona in termini di bene, di male, di giusto o sbagliato, ma siamo qui tra di noi, poi sono arrivate delle altre persone, quindi ci sono le 2 sedie libere ma hanno aggiunto sedie, quindi siamo al tutto esaurito, quindi siamo tra di noi. La domanda è, questo cambiamento... Però è andato via quello vedi il conteggio, però possiamo farcela. Ma la domanda è, al di là del giusto e dello sbagliato, questo nuovo ragionare appunto per immagini, cambiano i riferimenti. Una volta era venuto a carcere un formatore e diceva la fede si fonda sul profumo del cero pasquale. Tu accendi un cero, da bambino si sentirà quel profumo che per te sarà sempre il tuo profumo della Pasqua, quindi ovunque lo sentirai i tuoi sensi si attaccheranno a quel ricordo e la tua Pasqua sarà quel profumo e noi viviamo di quelle sensazioni. Quindi la domanda è, questo cambiamento nel linguaggio, per chi deve fare rivelazione? Certo, possiamo dire che è un'occasione, possiamo dire che i cambiamenti vanno presi al di là del bene e del male, ma lo vediamo come un arricchimento
cioè è più semplice fare rivelazione con la nuova traiettoria, come hai detto te, o forse era più efficace farla col vecchio linguaggio? Non so se sono riuscito a spiegarmi. Intanto non ne farei solo una questione di rivelazione, ma poi l'epistemologia è una cosa che riguarda anche tutte le altre esperienze dell'uomo. Immaginiamo di essere in una classe, e voglio aprire solamente una breve parentesi, quello che sentiamo comunemente dire è questo, ovviamente vado in modo molto grezzo: questi ragazzi non sono capaci di concentrazione. Sì, è vero, ma di quale concentrazione? Quella dove io devo mettere insieme, secondo un principio di causa-effetto, una parola dietro l'altra, che è un certo tipo di logica concettuale, che è quella dei libri, o c'è un'altra epistemologia che emerge, dove il vedere, il sentire, il toccare diventano modalità di apprendimento olistiche? Ecco, di quale concentrazione stiamo? Certamente questi linguaggi digitali modificano la struttura antropologica, non nel senso che la cambiano, ma risvegliano delle epistemologie che erano andate sopite, soprattutto nel mondo occidentale, dal concetto, dal principio di non contraddizione, dal principio di causa-effetto. È migliore per la rivelazione o è peggiore? Allora, questo non lo so dire io e lo giudicheranno quelli dopo di noi. Sicuramente noi abbiamo paura. Abbiamo paura di questo cambiamento. Perché immaginate nella Chiesa cattolica quando la dottrina, non dico che non è più quella, ma non è più quella che tu hai pensato e hai comunicato circa per 300-400 anni. È certo che fa paura cambiarla. Come possiamo immaginare in qualsiasi altra istituzione, quando bisogna cambiare ad esempio nell'istruzione la didattica. Come? Ma se io non spiego più i miei contenuti, perché il problema è spiegare i contenuti, no? Questo non apprende. Adesso non so se voi vi ricordate tutti i contenuti delle vostre lezioni universitarie o a scuola per chi ci è andato, ecco. O se certo servono anche quelli, non metteteli uno contro l'altro, ma dovete metterli uno dentro l'altro. Serve l'esperienza della scuola, dove tu hai incontrato delle persone che ti hanno trasmesso delle conoscenze. Addirittura i tuoi compagni di classe a volte ti hanno trasmesso delle conoscenze. Bene, però noi dobbiamo parlare... Sì, ma tanto stai già convincendo l'uditorio che il materiale è buono. E allora, va bene, vedi, non gli è piaciuto che la prima domanda non fosse sul nuovo bestseller, ma sul vecchio bestseller. Allora, questo libro nasce in era Covid, se non sbaglio, la prima volta che ne abbiamo parlato. L'embrione. Esatto, l'embrione del libro in era Covid. Immagino che nella vita di un ricercatore, come dire, non si ragioni per ragionamenti stagni, ma il pensiero evolva. Quindi, prima di entrare veramente nella pasta del libro, siamo in era Covid, tu hai, come dire, salutato lo statuto veritativo dei media digitali e la domanda è: come si passa? Qual è la domanda che ti è venuta dopo, la voglia che è venuta dopo, i bisogni che hai intercettato dopo? Sì, il tema della coscienza è sempre stato un tema interessante e noi nei nostri ambiti, teologia e filosofia, a mio modestissimo modo di vedere, ne parliamo sempre in modo astratto, no? Quindi la coscienza, se voi andate nelle definizioni anche del catechismo, è una sorta di luogo arcano, ecco, dove tu in qualche modo puoi conoscere te stesso, consapevolezza, però c'è anche dell'altro, mistero si chiama, va bene? Quindi, vabbè, tutte queste definizioni teologiche o filosofiche con un altro linguaggio, però alla fine molto staccate dalla realtà, sono anche convincenti, però a un certo punto ho detto, ma io vorrei capire dove sta la base somatica della coscienza. Si dice anche qual è il referente fisico di questo concetto, o anche di questa esperienza, perché tutti abbiamo un'esperienza di coscienza. Ecco. E dove la trovo? Infatti se noi dovessimo aprire banalmente il corpo umano, troviamo il cuore, che è forse una parte, ecco, del sistema cardiovascolare,
potremmo trovare i polmoni, che sono una parte, neanche la più importante, ecco, del sistema respiratorio, potremmo mettere qui il cervello, ma il cervello non è l'organo della coscienza. Al massimo potremmo dire in modo molto approssimativo che il cervello è il luogo della conoscenza. E quindi nel nostro corpo umano non c'è un organo deputato alla coscienza. E io a un certo punto, non sono ovviamente l'unico che si fa queste domande, ma io voglio capire dove l'attacchiamo questa coscienza, dove la trovo. E quindi durante il tempo del Covid, come penso tanti di voi, avevo più tempo, al tempo ero parroco, quindi non avevo tutte le attività. Allora le scelte erano due: o svegliarmi alle 11 tutte le mattine, ma va bene la prima mattina, la seconda, ma dopodiché non va più bene, ecco. Oppure darmi un impegno e dire, bene, io adesso, visto che ho tempo, inizio a studiare quello che ho sempre desiderato. Quindi sono andato da alcuni studenti e studentesse di medicina che erano mie parrocchiane e mi sono fatti dare i libri di fisiologia, di neurofisiologia. E quindi ho iniziato a studiacchiarmi, ecco, tutto il sistema nervoso, i vari percorsi, e nel libro vengono descritte queste cose. Vengono descritte nella misura in cui servono a portare avanti le tesi del libro. Ecco, no, dopo ci arriviamo, promesso. Sì. Quindi il libro nasce... In realtà io non avevo intenzione di scrivere un libro, avevo semplicemente una mia curiosità, e avendo tempo di ricercare ho detto bene, adesso siccome per studiare una nuova materia, io non sono certamente esperto di medicina, mi servirà più tempo di quello che serve a una persona che normalmente studia questa cosa qui, visto che ce l'ho a disposizione mi metto, e quindi tutte le mattine, dopo la mia preghiera quotidiana, alle 8 io ero sui libri come un vero studente, come nell'età giovanile, e da lì ho iniziato a fare i primi collegamenti tra le teorie della coscienza e della conoscenza, ecco, fino a con il referente fisico, con la base fisiologica del nostro corpo. In questo percorso poi ho incontrato alcuni autori, perché poi, come tutti, no? Quando non è la tua disciplina vai a chiedere a questo, vai a chiedere all'altro, vai a chiedere al professor tal dei tali, e ho incontrato Panksepp. Ma facciamo un breve spoiler, per esempio, come dicono i giovani. Questo libro è introdotto da un pezzo da 90. Certo. Come ci è arrivato questo pezzo da 90 nel meraviglioso libro L'algoritmo dell'anima, edito da quei tipi di Queriniana, mi raccomando, e se questo già l'avete c'è lo statuto veritativo, se del caso. Allora, però voglio finire di citare Panksepp, che è un autorevole neuroscienziato, ecco, che poi mi ha guidato tantissimo, ecco, nel congiungere la base fisiologica con le teorie della coscienza. Ecco, questo è stato straordinario. Ecco. Il nostro amico Federico Faggin, come vi dicevo, tante cose accadono, non si decidono. Per chi non lo conosce, Federico Faggin, a parte che credo sia conosciuto, la prefazione è più importante del libro, è più famosa del libro. Federico Faggin è il nostro italo-americano, però di origine italiana, che ha inventato il microchip e ha inventato il touchscreen. Bill Gates dice di lui che la Silicon Valley senza Faggin sarebbe solamente una valley, e non esagera Bill Gates. Ecco. E Federico Faggin, che è un giovane ragazzo di 83-84 anni, nella mia servizio, ecco, di ricercatore ogni tanto organizzo qualche convegno, e organizziamo un convegno sui temi della coscienza, intelligenza artificiale, dove lui si muove, ha creato una fondazione, ecco, lui lavora proprio sul tema della coscienza, e a un certo punto siamo in seminario maggiore e siamo in 4-5, bisogna accompagnare Federico Faggin al secondo piano e l'ascensore ha solo 2 posti. Cosa fai? Sali tu, Don Lorenzo, va bene, salgo io. E quindi io non avevo, certo, avevo letto tutti i suoi libri, lo trovate citato, anche se siamo su posizioni, ovviamente nella ricerca non stupisce a nessuno che ci siano posizioni differenti, a volte complementari, a volte divergenti, ecco, quindi non sto dicendo niente di particolarmente scandaloso. Ecco. E a questo punto
Eravamo in due, questa salita era solamente di 2 piani, sarebbe durata credo 45 secondi. Se non gli chiedo di fare la prefazione del libro mi darò dello stupido per tutta la vita. Quindi gliel'ho chiesta, ho detto, ma lei dottore farebbe la prefazione del mio libro? Lui è stato molto saggio, perché un uomo di 83 anni non può essere altro che saggio. Mi dice, prima voglio leggere il libro e poi giustamente ti risponderò se... E quindi lui, va bene, ha letto il libro e poi si vede che gli è piaciuto, lo ha considerato pregevole, per cui ha voluto onorarmi con la sua prefazione. Ecco. Da qui è nato anche uno scambio epistolare di idee, per cui il testo, qualcosa è entrato anche in coda. Ecco. Io avevo comunque già letto molte delle sue pubblicazioni, che non sono di carattere scientifico, sono di carattere divulgativo, però le intuizioni fanno bene lo stesso. Ecco. Allora, io ho una proposta ed è di non andare pedissequamente capitolo per capitolo, altrimenti poi uno cosa legge a fare un libro, quindi propongo di far vedere anche la ricchezza di temi di questo libro e non lo dico per fare un complimento a Lorenzo, perché avete capito che il rapporto tra me e lui è come dire, estremamente ridanciano. E la prossima domanda può sembrare banale, ma è un tema che viene sviscerato a lungo nel libro ed è in questi tempi in cui non si fa altro che parlare di intelligenza artificiale, e anche qui un po' come diceva Eco, no? Si passa dagli apocalittici per cui uno è assolutamente contrario e questa cosa ci ucciderà tutti, agli integrati per cui quelli che assolutamente invece sei un pazzo se non lo metti in ogni, come dire, in ogni anfratto della tua vita. Quindi non si fa altro che parlare di intelligenza artificiale. Ora la domanda è, in un libro che invece parla di coscienza, arriverà, come dire, a intossicare il dibattito pubblico come l'intelligenza artificiale ultimamente sta intossicando il dibattito pubblico, senza tra l'altro che venga ben capita anche cosa sia questa intelligenza artificiale? Arriverà un momento in cui discuteremo se gli androidi sognano le pecore elettriche, come diceva Philip Dick, o se arriverà una coscienza digitale? Arriveremo anche noi al mondo di Blade Runner, per dire? Allora, parlate con un possibilista, per cui per me tutto è possibile. Però bisogna dire che ad oggi siamo lontanissimi da avere anche una cosa che sia, tra virgolette, concepibile come coscienza artificiale. Perché? Il libro tratta ampiamente fa un suo percorso, il rapporto tra natura e cultura. L'uomo è l'unico essere sulla Terra che sopravvive non tanto per le sue capacità umane, perché non viviamo in acqua, non stiamo tanto al freddo, il caldo non lo tolleriamo tanto e tutta una serie di altre cose. Ci sono un sacco di altre specie di esseri viventi che sono più prestanti e performanti di noi. Quindi noi abbiamo nell'universo, ecco, della selezione naturale, abbiamo pochissime possibilità di spuntarla sugli altri esseri viventi, se non per il fatto che noi siamo gli esseri viventi capaci, con le nostre capacità, di modificare la natura con le operazioni artificiali. Provate a pensare alla ruota, semplicemente vuol dire spostare più cose in minor tempo e fare più spazio. Quindi la ruota modifica la percezione del tempo e dello spazio. Noi la ruota la usiamo, non ce ne accorgiamo neanche, no? Ecco, quindi. E da lì in avanti, ma anche da prima, va bene, la possibilità di cucinare il cibo, di trasformare, c'è un testo meraviglioso di Mircea Eliade, il cotto e il crudo, quindi il passaggio dal cibo cotto al cibo crudo, non solo dal punto di vista della salute, ma dal punto di vista della artificialità del cibo. Tu puoi lavorare, quello è un prodotto artificiale, prodotto della cultura. Natura e cultura si intrecciano sempre, il libro fa una grande disanima di questo. Siamo arrivati al punto in cui artificialmente siamo capaci di riprodurre, sembrerebbe, il risultato è lo stesso, siamo capaci di riprodurre alcune scelte degli umani e anche l'apprendimento, per cui la macchina apprende da sé. Ecco, Gardner sottolinea che esistono la teoria delle diverse intelligenze, no? E anche questa è molto risaputa e riconosciuta, e
autori come Benanti, sul quale io su questa definizione mi trovo molto d'accordo, è che esiste la intelligenza dell'uomo, che potremmo definire anche coscienza, e le intelligenze. Tra le varie intelligenze c'è anche quella artificiale, no? Esiste una coscienza artificiale? No, non esiste, perché l'essere cosciente, che è tipico dell'essere vivente, noi possiamo parlarne in modo più o meno chiaro per gli esseri umani, è già difficile parlarne in modo più o meno chiaro per gli altri esseri viventi perché non sappiamo che tipo di coscienza abbiano. L'essere cosciente di un essere vivente ha bisogno, uno, di un corpo e due, di un corpo in situazione. Faccio un esempio. Tu hai 3 figli, al primo dici A, al secondo dici il contrario di A, al terzo dici B. Perché sei stupido? No. Perché quello lì è il tuo corpo in situazione con quel figlio lì. Domani dici C, D, E. Sei schizofrenico? No, perché il tuo corpo, fatto di tutti i sensi, ma anche della tua memoria, addirittura Panksepp dice che c'è una banca dati di memoria tra tutti i mammiferi, quindi ci sarebbe una sorta di... Qui siamo ai limiti, però lui in qualche modo cerca di dimostrarlo. Ci sarebbe una sorta di coscienza collettiva tra tutti i mammiferi. E quindi voi capite che noi, quando diciamo serve un corpo in situazione, allora abbiamo un essere cosciente che è capace di operare una scelta. La macchina, ma è lontanissima, perché la macchina fa 0-1, lo fa infinite miliardi di volte, molto più velocemente di noi, ma queste sono tutte informazioni. E quindi per un principio statistico, quale sarà l'informazione più probabile, più accettabile, emerge un dato. Lo fa più velocemente di noi, ma questa è informazione. La macchina non sa neppure dirti che cosa sia 0 e che cosa sia 1. Non sa porsi la domanda, ma perché 0 è meno di 1? Che cos'è lo 0? Non è capace di fare. E stiamo parlando di 0 e 1. Voi provate a pensare quando è bene o male che una persona si innamori di un'altra. È bene o male che costruiamo la pace o che difendiamo i nostri territori? Principi legittimi entrambi, no? Come difendiamo i nostri... Fino a che punto è bene difendere i nostri territori? Tanto per stare su... Cioè, e la macchina non sa neanche... Quindi siamo lontanissimi da fare 0 e 1. La macchina è stupida, non ha una coscienza, ha un'altissima capacità di elaborare dei dati e di dare delle informazioni che sono utilissimi per gli esseri coscienti. Usiamo bene le macchine il più che possiamo. Ecco, a riprova del fatto che le domande non sono preparate, la prossima domanda è appena stata bruciata da questa risposta, nel senso che prima si diceva non parliamo in termini di bene e di male quando parliamo della rivoluzione digitale, della rivelazione, non parliamo in termini di giusto o sbagliato, ma il tema del bene e del male nel libro c'è e occupa un pezzo importante, perché in realtà poi se mi viene da dire da profano della teologia che sia comunque un tema su cui ci siamo rotti la testa e continuiamo a rompercela. Quindi la domanda successiva era, sempre cercando chiaramente di non andare a togliere tutto ciò che è scritto nell'algoritmo dell'anima, edito per i tipi di Queriniano editore, Don Lorenzo Voltolin autore, com'è che nella rivoluzione digitale si coniuga la ricerca del bene e del male, si colloca l'andare a vedere questo tema? Sì, il tema del bene e del male legato alla coscienza, a mio avviso è anche troppo legato alla coscienza, è tipico della filosofia occidentale, nonché della tradizione cristiana. Noi abbiamo identificato tout court la coscienza come il luogo dove l'uomo in qualche modo, secondo qualche processo, scopre il bene e il male e scopre anche il trascendente, se non lo vogliamo chiamare Dio. Però la coscienza è molto di più. La coscienza non è funzionale solamente al bene e al male. Infatti nel testo a un certo punto si dice che la coscienza è uno strumento, non è l'unico, e non serve solamente a quello, anche per capire, per sperimentare il bene e il male. Ma
Questo pone un problema. Allora il bene e il male sono produzioni della coscienza. Il testo cerca di affrontare questo tema. È difficilissimo dare una risposta certa a questa domanda, ma è normale che sia difficile. Ecco. Io dico sempre ai miei studenti di diffidare quando ci sono risposte certe, perché anche quelle certe saranno parziali. Quindi, il bene e il male sono una produzione della coscienza. Pongo questa domanda, lo faccio con un esempio perché sembra che sia una domanda astratta, però ti faccio questo esempio. Tu sei cresciuto in un luogo, non l'Italia, sei cresciuto in un luogo dove per difendere la tua casa, il tuo lavoro, la tua terra, hai dovuto imbracciare un fucile. Gli altri che vengono ti prendono le tue cose con la violenza. Tu cosa fai? Tu domani prendi il fucile perché è un bene difendere le tue cose e la tua patria. Non lo fai solo per te, lo fai solo per i figli, lo fai anche per i figli. Quindi voi capite che allora la coscienza che cos'è? Si produce il bene e il male in base alle proprie esigenze, perché io che sono cresciuto in Italia, che ho avuto una cultura della pace, che ho avuto la possibilità di andare a scuola, io dico no, bisogna fare la pace ovunque, comunque, dovunque, cercheremo il dialogo. Sì, bene, cerca il dialogo con quello là che viene a casa tua e non diciamo tutto quello che può fare a casa tua con le tue mogli e con i tuoi figli, perché questa è la realtà. Tu spari appena lo vedi e sei sicuro di fare il bene. Allora uno si domanda, il testo affronta questo tema, lo fa anche per Dio, bene e male sono una produzione della coscienza. Potremmo dire sì, ma non solo, perché un essere cosciente in situazione si espone alla realtà, ma si espone anche ai valori che superano la realtà. Paul Ricoeur dice che c'è una polisemia, per cui accadono delle cose, ma ci sono anche i significati. E nessun essere umano, proprio perché è dotato di una coscienza che è capace di modificare il dato naturale in culturale o artificiale, chiamiamolo, perché è dotato, è tipico della specie umana avere una coscienza che modifica la natura ogni istante, proprio perché ha questa dotazione è capace anche di elevarsi dalla brutalità dei fatti. Ogni essere umano. Quindi bene e male sono produzioni della coscienza, Dio è una produzione della coscienza, sì, basta che non lo intendiamo come una invenzione, perché il bene e il male non sono inventati, noi li sperimentiamo ogni giorno. Ma l'essere in situazione che si espone al bene e al male, con questa capacità di trascendimento, ha la possibilità di capire che cos'è il bene e il male che può fare in quel momento lì. Ha la possibilità di elevarsi a un bene sempre più grande. Ha addirittura la possibilità di esporsi a Dio. E una volta che si è esposto a Dio, è come il sole, tu puoi dire Dio fa il caso mio, oppure no, il sole mi brucia, io voglio stare bene steso all'ombra. Quindi, bene e male, Dio e un sacco di altre esperienze fondamentali della vita, sono una produzione della coscienza, sì, se non le intendiamo come invenzione. Sono il prodotto di una coscienza, di un essere cosciente in situazione dotato di un corpo che si trova a vivere delle esperienze. Tu ti precludi l'esperienza del bene e il male, la tua coscienza sarà meno formata al bene e al male. Tu ti precludi l'esperienza di Dio, la tua coscienza sarà un po' handicappata con l'esperienza di Dio. Allora, io propongo di abbassare per un attimo il tiro perché sennò non riesco a intervenire facendo vedere che anch'io capisco quello che dici, perché mi aveva detto facciamolo molto dialogico, interrompimi, ma come vedete non sta funzionando questa cosa. Interrompi? No, per il campanello? ma come dire, è meglio stare zitto e sembrare stupido che aprire la bocca e togliere ogni dubbio, diceva Oscar Wilde, quindi ecco. Per uscire un attimo dai temi, perché mi piacerebbe entrare nel tema del linguaggio, visto il mio lavoro, ma magari lo teniamo per il dopo. Allora, una cosa che a me fa sempre ridere da profano è che... Non prepararci le domande, vero? Certo, la facoltà di teologia in realtà si chiama scienze teologiche, che da profano
fa un po' ridere, nel senso, uno dice c'è la scienza, c'è la teologia, per un periodo uno provava a bruciare l'altro, per cui voi capite la cosa si faceva complessa. E anche prima, e te l'ho fatta passare ma solo perché stavo provando, adesso io gli faccio questa domanda provocatoria, lui risponderà come al solito con sufficienza, facendomi passare per stupido, quindi era meglio non fare la domanda, ma hai detto ho affrontato questa cosa con metodo scientifico. L'hai detto, sono anche ragionevolmente certo che sia stato registrato da qualche parte. Ecco, fa un po' ridere pensare ho affrontato l'argomento Dio o l'argomento coscienza e trascendenza con metodo scientifico. Quindi oltre a, ma adesso avanzerà sicuramente tempo, ma prima di andare magari negli altri temi che meritano, vi ricordo l'algoritmo dell'anima, Lorenzo Voltolin, Queriniano editore, ma come si affronta? Cioè, questo sembra una domanda provocatoria e un po' lo è per il gusto della provocazione, ma uno come affronta, come dire, andare alla scoperta della coscienza digitale parlando di Dio, della rivelazione con metodo scientifico? Cioè, uno che passaggi fa? Allora, metodo scientifico, che vuol dire metodi scientifici, però sicuramente vuol dire avere dei dati, delle conoscenze oggettive, che ripeto sono sempre parziali, però alcune cose le conosciamo, va bene, e metterle in ordine sistemico. E qui abbiamo la base soprattutto di alcuni filosofi, io cito sempre, perché utilizzo molto Paul Ricoeur, Mircea Eliade, Husserl, Merleau-Ponty, che sono tutti autori che hanno studiato la fenomenologia del corpo, per quello che vi dicevo prima è la base somatica. Quando noi affrontiamo anche in una facoltà di teologia, quando noi affrontiamo il tema Dio, lo affrontiamo con un metodo rigoroso, per cui abbiamo la raccolta dei dati, che ad esempio per la scrittura possono essere dati archeologici o filologici, per cui la Bibbia si studia come tutti gli altri libri, va bene. Oppure potremmo avere per le materie cristologiche trinitarie, abbiamo l'argomentazione sui misteri di Dio con una struttura filosofica. Però queste sono le tipiche epistemologie del mondo occidentale, che vanno benissimo, perché il libro insiste un sacco di volte su questa, soprattutto lo Statuto Veritativo dei Media Digitali. Questa è l'epistemologia del mondo occidentale. E ve la rendo molto semplice, io non so neanche che numero di scarpe ha mia madre, ma non mi cambia niente, perché l'esperienza che io ho di mia madre è assolutamente performante, anche se mi mancano un sacco di dati, so più cose di Napoleone di mia madre. Quindi bisogna capire che cosa intendiamo per metodo scientifico, perché c'è il famoso scientismo. Ecco, noi con il metodo scientifico abbiamo un metodo per conoscere la realtà, però attenzione che è come guardare, è un metodo valido, utilizzato e deve essere utilizzato e anche, come dire, migliorato sempre più. Ma attenzione che noi occidentali soprattutto guardiamo il mondo per il buco della serratura, perché siamo convinti che quella è la verità. Io non so neanche il numero di scarpe di mia madre, mi mancano dei dati, lo ripeto, ma non ho bisogno di tutti quei dati per sperimentare la verità di mia madre. Quindi qual è lo statuto veritativo più adeguato, più integrale, che mi permette di conoscere mia madre, di conoscere la realtà, di conoscere il bene e il male, in ultima istanza di conoscere anche Dio, di fare esperienza di Dio. Ecco, su questo Husserl è molto chiaro, no? Torniamo, dice Husserl, torniamo alle cose così come sono. Quando vi ho detto, ma io voglio capire dov'è sta coscienza, torniamo alle cose così come sono e non alle astrazioni o alle sovrastrutture che il mondo occidentale, come tutti gli altri, e anche il mondo orientale, vi abbiamo creato sopra. Era preparato su questo, non so se avete notato. Ma allora io ho una proposta. Se poteste fare tipo tutti un cenno con la testa, spero di aver passato il concetto che questo è un libro interessante, ben strutturato e ricco di temi e spunti. Bene. Ora, per quanto io negherò per sempre di aver detto questa frase, Lorenzo, purtroppo è registrato, Lorenzo è anche una ricchezza al di là
a parte il suo vago disprezzo per lo scautismo, ma è anche una ricchezza da vari punti di vista. Quindi io per quanto resti un libro eccezionale come l'indimenticato bestseller, lo statuto veritativo dei media digitali, metterei un attimo da parte, poi l'ultimo quarto d'ora ce lo prendiamo le domande, quindi ci torniamo senza problemi, ma questa non era assolutamente preparata, infatti vedete che ha cambiato il linguaggio del corpo perché non si fida del tutto, cioè si fida ma non si fidissima. Parliamo un po', sei appena tornato da un tot di settimane in Thailandia e dopo aver parlato di quanto è buono il cibo, di come sarebbe difficile la vita lì, di come parlare il thailandese è difficile, però appunto stavamo parlando che noi guardiamo gli occhi, cioè noi guardiamo il mondo con i nostri occhi occidentali e questo non ce lo potrà togliere nessuno. E così, visto che siamo tra di noi, abbiamo anche superato il numero delle sedie che ci avevano dato, quindi questa presentazione è un successo assoluto, ma se facessi il teologo lì, facciamo il gioco del se fosse, cioè, sei stato un periodo che comunque non è breve, perché tutto sommato hai fatto tempo a mettere i piedi lì, hai fatto lezione lì, hai sentito le domande che fanno lì. Probabilmente se domani ti dicessero vai in seminario lì, ecco, c'è stato qualche tema che immagino che probabilmente mi viene da dire quando in posti che non sono propriamente come questo, i bisogni che si intercettano potrebbero essere altri. Ecco, il Lorenzo Voltolì della trascendenza della rivoluzione digitale, lì cosa ha intercettato, cosa ha sentito? Allora, se dovessimo parlare proprio di epistemologia, cioè di modo di affrontare le questioni della vita e del mondo, il nostro modo di argomentare, che noi definiamo molto rigoroso in termini positivi, lì non funziona. E se voi aprite un libro di teologia, che è come un libro di filosofia, ecco, quindi trovate il primo principio, il secondo capitolo, cioè l'importante è che un testo scientifico, ma non solo, abbia una sua coerenza interna, si dice, no? E dimostri con questa coerenza, la forza del testo sta nella rigorosità, nella coerenza del testo, dimostri le tesi che vuole sostenere, che possono essere anche parzialmente vere, come saggio che sia, ecco. Però la vera qualità di una ricerca sta nella coerenza interna. Ecco, questa cosa, così come la pensiamo noi, la viene considerata come una prepotenza. Per una serie di cose, ovviamente io ho vissuto in un paese buddista, no? Per cui Dio in qualche modo, o la forza della vita, riequilibrerà le cose. Che però è così anche per noi, Solo che noi non la comprendiamo, non siamo, perché questo non si può analizzare. Una forza che in qualche modo riequilibrerà i disequilibri della vita, che c'è nella natura, Nella natura, se tu lasci le cose, tutto torna a un loro equilibrio. Se tu intervieni in modo artificiale, puoi intervenire in modo più o meno pervasivo. Quindi è difficile dargli torto. Quando vi dicevo che noi siamo abituati a guardare il mondo per il buco della serratura, qualche volta anche guardare Dio per il buco della serratura. Mi viene voglia di farvi un altro esempio. Il thailandese non fa niente da solo. Ma questa è un'epistemologia, non è una questione di relazione, perché per noi sapete, il mondo occidentale, soprattutto con l'invenzione della prospettiva, noi abbiamo il punto di vista, per cui è importante quello che io vedo e sapete, metto in ordine. Qui c'è il tavolo, poi ci sono quelli in prima fila, poi ci sono gli altri neanche in fondo neanche li considero, no? Perché è importante il mio punto di vista della ricerca. Quindi provate a pensare, adesso abbiamo fatto col tavolo insieme, cos'è il bene? Secondo te, secondo me? E da dove sono seduto? Invece per il thailandese non è così, il bene è quello che il linguaggio digitale è immersivo. È circolare, e questa è un'epistemologia. Io non mi sento mica di dargli torto, perché la visione integrale del bene è immersiva. La visione integrale di una scienza
Nel testo a un certo punto si parla della fisica quantistica, perché la coscienza è un fenomeno quantistico, un fenomeno emergente. Perché tu oggi fai il contrario di quello che hai fatto ieri? Sei incoerente, ti dice la morale cattolica, filosofica, che va sul principio di non contraddizione. Ma noi siamo incoerenti ogni giorno? Allora non siamo dominati dal caos, ma i sistemi sono olistici, circolari, probabilistici. Il metodo lineare, tipico del mondo occidentale, ci serve. Ci serve perché la rigorosità e la coerenza interna sono elementi, non sono da buttare, ma non sono gli unici. E il mondo orientale, almeno quello che ho vissuto io, ecco, funziona su altre leve. E allora, visto che hai ricitato il libro, io speravo di distrarti per un istante, ma questa cosa non ha funzionato. Ci sarebbe la domanda tipo cosa ti hanno insegnato anche gli scout che è stato utile per questo libro, ma so che sarebbe una tortura rispondere, quindi non ti farò questa domanda, va bene? E ultima domanda, poi ci teniamo dello spazio se qualcuno ha delle domande. Ogni libro è un percorso. E si dice che fare educazione, tu sei comunque un professore, voglia dire sperare in una trasformazione. Cioè io ti educo, cioè ti conduco verso un percorso e la speranza è creare trasformazione. Noi leggiamo l'algoritmo dell'anima e questo è oggettivo. Poi lo capiamo, questo dipende da noi. Ecco, se noi lo capissimo, secondo te, domani ci svegliamo e cosa ti piacerebbe sapere che i presenti che hanno chiaramente acquistato l'algoritmo dell'anima, Coriniana Editore, Lorenzo Voltolin, come sono cambiati? Come cambia il loro modo di lavarsi i denti, andare a comprare il pane? Okay? Cioè questo libro qui, io lo leggo, lo capisco e il cambiamento atteso è... Allora, siccome non sono un determinista, devo essere fedele al mio... Ma non lo sono proprio. Non lo so e neanche mi interessa e non vorrei che il lettore comprasse il libro per questo. Perché io l'unico problema che ho avuto di dover dire le cose è quando dovevo fare gli esami. Devo dire quello che il professore aveva detto. E così prendi 30, va bene? Questo è il gioco della partita. Quando poi uno legge un libro, fa una ricerca... E in realtà il libro ha anche delle pagine conclusive con delle domande, ma non deve ripetere niente, non deve neanche dire che è d'accordo con l'autore. Io di solito leggo un libro, faccio una ricerca perché ho il gusto di un'intuizione. Domani farò questo, ma non so neanche che cos'è. Cioè non ho nessuna aspettativa, ma non vorrei darla. No, la mia domanda non era, come dicevamo prima, sulla scuola. Noi abbiamo paura dei contenuti e io faccio parte di quelle nuove generazioni di professori terrorizzati dai contenuti. Ma la competenza che ci dà questo libro, ok? Cioè noi leggiamo questo libro e dovrebbe aprirci degli spunti di riflessione. Poi non chiude le domande e questo... Allora, sicuramente uno sguardo... Adesso non so se questo termine dovrei chiarirlo, uno sguardo spirituale sulla vita, cioè le cose hanno uno spirito, noi abbiamo uno spirito, no? Uno spirito umano, cioè tu sei qui e qualcosa si muove dentro di te, poi vai a casa, cucini e lo fai con amore, con impazienza, quello è lo spirito, no? Io dico sempre, quando spiego spiritualità, avete presente i fumetti e i cartoni animati? Ecco, la differenza sta lì. Il fumetto è fisso, il cartone animato è animato. Ecco. Lo spirito è quello che ti anima, no? Domani mattina mi sveglio arrabbiato e ho questo spirito. Dopodiché vado in ufficio, trovo una sorpresa, 8. Che sarà anche niente, voglio dire, e lo spirito cambia, no? Ecco, quindi vorrei, questo sì, mi piacerebbe che ci fosse una visione di spirito sul tema della coscienza umana e coscienza artificiale, no? Che è possibile, che non è un problema, che noi uomini umani siamo capaci di dominare ma non perché siamo i migliori, adesso uso questo termine, siamo predominanti, cioè non è un problema avere una macchina che fa le cose meglio di me, non mi sostituisce, la devo dominare? Sì. Io sono profondamente convinto che l'uomo è capace di dominare la macchina.
commettendo qualche sbaglio. Poi sappiamo che l'uomo è capace di dominare la macchina anche per fare delle cose malvagie, ma è capace di dominarla. È capace, noi siamo capaci di dominare le macchine, quindi in questo senso, ecco, vorrei trasmettere questo spirito, no? Che le invenzioni dell'uomo come la ruota ci possono aiutare. Certo che dobbiamo andare a scuola guida per gestire le ruote dell'auto, no? Sì. Però li abbiamo pensata noi la scuola guida, avete capito? Non l'ha pensata la macchina. Non ha detto, guarda che per guidarmi, abbiamo pensato noi la scuola guida, abbiamo pensato noi il codice della strada. Quindi adesso siamo agli inizi, che poi non è vero, ecco, se noi ci mettiamo lo spirito, ecco, ma certo che lo facciamo. Dominiamo tutte queste cose qui. Non saremmo esenti da errori, ma non siamo esenti da errori neanche se non facciamo niente, perché l'errore più grave è non aver fatto niente. Poi dovremmo essere tutti d'accordo in tutto il mondo a non fare niente, siccome ci sarà sempre il primo che lo fa e probabilmente lo fa con un interesse di parte, allora è meglio che, come dicono i thailandesi, che facciamo una roba circolare, comunitaria. Bella risposta, bravo, ti vedo sul pezzo del tuo libro. Allora, io ho in canna un'altra domanda sullo scautismo, che come capite è un tema che ci lega, ma in realtà non manca tantissimo, per cui lascerei il microfono a eventuali domande. Grazie. Sono un chirurgo, quindi questa materialità somatica l'ho vissuta per 40 anni. Sto organizzando un convegno in Ateneo Veneto sull'intelligenza artificiale che sarà il 30 di settembre, dove ci sarà un matematico all'Università di Padova, un filosofo della scienza, un medico legale, un cardiologo, e io coordino questo gruppo. Questa sera ho sentito poco sull'intelligenza artificiale, ho sentito molto più dei richiami di filosofia e di teologia, e questa è una cosa molto interessante, ringrazio Don Lorenzo di questo. Due cose: il metodo scientifico è basato sulla verifica sperimentale, che non è una verifica fatta sui libri o sul dato archeologico. 1. 2. Sulla possibilità che un altro scienziato possa riprodurre quella verifica. Questo è il metodo scientifico. Quindi ho visto, ho anche apprezzato che il suo approccio, Don Lorenzo, è tipico di un uomo di chiesa. C'è sempre all'inizio di qualsiasi ragionamento questa scelta tra bene e male, che però io ho qualche dubbio su questo, dico da uomo di scienza. Adesso uscendo un attimo, io sono buddista tra l'altro, quindi dal punto di vista religioso è sempre comunque limitativo, ma perché più che altro è una filosofia. Però non riesco io come uomo di scienza a vedere un'intelligenza artificiale che debba sottostare a una scelta tra bene e male, cioè una scelta morale. Noi sappiamo per definizione che la scienza è asettica, quindi non è il frutto. Ultima cosa, e mi piacerebbe parlare con lei di questo in termini forti, magari ci sarà l'occasione, per me sarebbe un onore. Per quanto riguarda il buddismo, adesso non c'entra molto. In effetti il buddismo non ha una trascendenza, perché non è che un Dio dopo mette a posto le cose, questa è una visione cristiana, perché il buddismo non ha una trascendenza. Buddha Sakyamuni, che è il Buddha della quinta era un uomo illuminato che poi è tornato per insegnare. Quindi questa è la reale visione buddista. Quindi forse è comunque l'empatia universale che noi occidentali possiamo definire come Dio, la compassione, no? È una questione che dopo diventa di termini. Però mi piacerebbe parlare con lei di questa cosa dell'assenza o meno di una scelta morale quando si fa scienza. Grazie. Rispondo con una battuta, perché ovviamente l'argomento è complicato e quanto mai interessante. Io direi che
possiamo dirla in due modi, no? E qualsiasi campo di ricerca, come quello scientifico, deve essere asettico. Semmai poi noi entriamo sul tema morale nell'utilizzo che facciamo della ricerca, entriamo sempre in un secondo momento. E quindi vorrei dirla in termini positivi: qualsiasi ricerca è un bene, è un male non farla, è un male fermarsi, è un male anche pensare. È questo che in un certo libro, a un certo punto, io uso una metafora, no? L'uomo prende paura del fuoco quando scopre il fuoco, perché il fuoco distrugge. Sì, ma col fuoco tu cucini, col fuoco tu purifichi, col fuoco tu ti riscaldi, col fuoco tu ti illumini, ti proteggi dai pericoli. Quindi la prima percezione di fronte a una scoperta è sempre quella di paura, allora si innesca il giudizio morale, è un male. Ma la ricerca, qualsiasi tipo di ricerca, fosse anche quella spirituale o quella scientifica, deve superare questa cosa. La ricerca è asettica perché di per sé è un bene. Dopodiché, quando io ho scoperto le cose, mi doterò anche degli strumenti etici per usarli per il bene o per il male. Quando vengono utilizzati per il male, abuso, dovrò intervenire, il terzo livello, con la legislazione per dire no, questa cosa non si fa. Sul buddismo ci sentiamo, perché non è il tema di questa sera. È affascinante il processo di reincarnazione per raggiungere il nirvana, la liberazione di ogni passione, è l'illuminazione. È affascinante, anche se toglierci le passioni vuol dire togliere tutte, e ci sono anche le passioni positive, questo è il grande tema. Ecco. Su via, ci sono delle domande. Ringrazio l'autore e sicuramente leggerò il suo libro, nel senso che avevo anche una domanda, ma però la riservo alla fine della lettura perché magari la risposta è lì dentro. Vorrei però, riportando il discorso su strade più semplici, ecco, riprendere quello che era stato scritto a proposito del suo testo sull'Osservatore Romano, e ovvero questa cosa qui. I media digitali influenzano la percezione di sé e del sacro? Questa grande domanda, che forse non ha a che fare direttamente col tema che lei ha affrontato, però secondo me è una domanda che merita una risposta. Nel senso che oggi noi, ragazzi, adulti, interagendo con questi strumenti, siano essi avanzati di tecnologia, intelligenza artificiale, ma anche di messaggistica, se non di video, se non di azioni, diciamo, di comunicazione, certamente nel sacro, diciamo, possiamo toccare alcuni aspetti. Allora, ci dà, se può, brevemente, delle vie di lettura, di cosa e come guardare questa cosa che viene da qua, in questa logica di cercare il sacro. E aggiungo con la domanda che mi aveva proibito di fargli quando gli ho proposto un po' di domande: ma quindi arriveremo a fare le cresime su Zoom? Perché è una domanda troppo banale e quindi mi ha buttato via il foglio. Allora, l'esperienza del sacro in tutte le religioni, astraiamola dal cristianesimo, poi ci ritorneremo in termini negativi, così non ho niente di positivo da vendere del cristianesimo. L'esperienza del sacro, immaginatevi le tribù che vivono di spiritualismo. Tutta la loro esperienza spirituale, che non ha nessun fondamento di rivelazione, diremmo noi uomini occidentali o noi teologi cattolici, però si fonda sull'esperienza del corpo. Pensate ad esempio all'esperienza, Victor Turner studia l'esperienza dell'Imen, per cui l'uomo che diventa adulto, il ragazzo che diventa adulto, viene mandato nel bosco, nella foresta, e deve vivere, può anche morire. Cioè tutta la sua esperienza non è concettuale, non è la dottrina del catechismo. Avete capito? Adesso vi sto citando la parte negativa, ecco. Ma è un'esperienza. Lui tornerà adulto e tornerà credente negli spiriti, perché gli spiriti lo hanno salvato. Se non torna, dopo giorni, i familiari diranno: gli spiriti lo hanno preso. Quindi la teoria
è assolutamente arcaica, ma l'epistemologia, quell'esperienza lì, quel ragazzo tornerà un uomo perché ha dovuto sopravvivere. Si chiamano riti di passaggio. Lo scautismo in questo è abbastanza esperto. Voi capite che un'esperienza del sacro, se è ridotta a dottrina, come ha fatto il cristianesimo, perché? Perché era l'epistemologia del mondo occidentale, sono importanti i concetti, i principi di non contraddizione. Noi non avremo mai, la fede non sta in piedi. Per cui i linguaggi digitali, che invece, per quanto grezzi, per quanto i contenuti siano banali, lo ammetto, ma guardate che se la fede, adesso faccio proprio un discorso da teologo, non ci emoziona tanto come il videogioco ha un contenuto grezzo, la fede si presume che sia un contenuto almeno pregevole perché dovrebbe elevarci. Se la fede non è capace di emozionarci e di creare la dipendenza come fa un videogioco, vuol dire che non stiamo sbagliando qualcosa, stiamo sbagliando tanto. Vi faccio un altro esempio. Questa sera noi guardiamo un film horror, tutti sanno che non è vero, giusto? Tutti sanno che il film è finito, tutti sanno che è una fantasia, tu vai in camera, spegni la luce, appena c'è uno scricchiolio, che cosa sta succedendo? Allora, la verità, il contenuto è zero, è una bugia. La nostra testa, questa è una cosa paradossale, però la performatività di una bugia o di una non verità. Allora, siamo capaci di usare queste epistemologie per i contenuti veri o per i contenuti significativi? Nel nostro caso l'esperienza del sacro, di qualunque contenuto dottrinale sia. E questa è un po' l'inghippo dell'epistemologia occidentale, che è riuscita ad astrarre perfino l'esperienza di Dio. E poi ci chiediamo perché non abbiamo la fede, no? Perché? Perché il tema della fede sono i linguaggi della fede. I linguaggi digitali funzionano in modo somatico, ripercorrono in piccola parte l'esperienza di andare nella foresta e con il tuo corpo di sentire e di percepire. Faremo le cresime per questo motivo? No, perché più virtualizziamo, adesso uso il termine virtualità in termini dispregiativi, ma poi nel libro troverete che il virtuale è reale, una parte del reale. Lo uso nel senso comune. Più virtualizziamo le cose, meno esperienza somatica abbiamo. Per cui se io falsifico la cresima, la depotenzio dal punto di vista somatico, oltretutto, questa risposta è come dire dal punto di vista dell'esperienza. Dal punto di vista teologico non può esserci sacramento senza la materia, che in questo caso, nel caso della cresima, è la comunità che si incontra, l'olio sacramentale e qualcos'altro, ma non sto qui a tediarvi con le cose teologiche, con come dire, le pignolerie teologiche. Quindi. Signore e signori, Lorenzo Voltolin, L'algoritmo dell'anima, Quiriniana Editore. Grazie.